Numeri, mappe, testimonianze. In occasione della giornata mondiale del rifugiato è stata presentata una pubblicazione della Caritas di Udine che racconta l'impegno per accogliere richiedenti asilo e rifugiati e per passare dall'accoglienza all'integrazione. Rita Micoli e Francesco Rossi. Dalle paure all'incontro, numeri per capire la realtà in cui viviamo, quelli raccolti dalla Caritas di Udine, che raccontano l'accoglienza diffusa sul territorio della provincia in un libretto che vuole informare per contribuire a modificare l'approccio al fenomeno migratorio. La lente sul territorio individua 20 centri di accoglienza straordinaria in Alto Friuli per 141 posti e 15 nel Medio e Basso Friuli con 150 persone accolte. Nel Cividalese il progetto SPRAR conta 7 strutture e 40 posti, mentre Aura a Udine ne ha 12 per 121 ospiti, in tutto una trentina gli operatori impegnati. Questa accoglienza, che evidentemente ha una prospettiva grande, che è quella dell'integrazione, è sempre difficile, ma se non ci si lavora con criteri di empatia, di dovere civico anche cristiano, non risulta niente. La fotografia scattata un mese fa parla di poco più di 4.800 persone ospitate in Friuli Venezia Giulia tra richiedenti asilo e rifugiati in accoglienza. Accoglienza che, ribadisce Don Gloazzo, deve essere diffusa. Diffusa perché non ci siano concentrazioni, ghetti, perché le persone accolte siano loro stesse a gestire la propria vita quotidiana, perché ci siano delle interazioni con le comunità. E venerdì, in contemporanea, a Cividale, Butrio, Remanzacco, l'iniziativa La Sedia Accanto, che farà incontrare, magari per la prima volta, i rifugiati e i friulani che li ospitano nei loro comuni.